All'andata fu 2-2, arrivati ad 8 partite al termine della regular season. Le due formazioni hanno obiettivi stagionali completamente differenti. La Roma Calcio 8 GSA vuole blindare il sesto posto e andarsi a giocare playoff. La NES Calcio 8 invece scende in campo per sperare nella permanenza in Serie A senza dover disputare playout. Amici di Fanner, si chiude questa sera la 23esima giornata di Serie A. Si affrontano al circolo Stella Azzurra la Roma Calcio 8 GSA e la NES Calcio 8. NES Calcio 8 che attacca da sinistra verso destra rispettivamente ai vostri teleschermi, mentre da destra verso sinistra in completo rosso la Roma Calcio 8 GSA. Per la NES Calcio 8 con il numero 1 Pacioni, con il 2 Palmieri, 4 Cosimi, 5 San Marco, 6 Marsella, 8 Trevisani, 11 Trevisani, 13 Trevisani, 15 De Paolis e con il 10 Alcini. Mentre per la Roma Calcio 8 con il numero 3 Alcini, con il 2 Chianese, con il 4 Ciccolini, con il numero 8 Cichella, con il numero 1 tra i pali Goletti, con il 9 Indelicato, con il 6 Lorusso, con il numero 14 Oliva, con il 15 Pettinari, con il 7 Seferi e con il numero 10 Ugolini. Mentre è partito subito l'incontro con la Roma Calcio 8 in possesso del pallone, perde la sfera, prova subito l'incursione centrale la NES Calcio 8 che questa sera gioca al circolo sportivo Stella Azzurra, ovviamente fuori casa. Per questa 23esima giornata la Roma Calcio 8 si trova in sesta posizione a 2 punti dalla Pisana Calcio 8, ma con una partita in meno da disputare. Ciccolini larga per il compagno, viene incontro a prendersi la sfera Lorusso. Toccato duro Lorusso, subisce il primo fallo dell'incontro. Ciccolini adesso allarga sulla destra, si è messo ad impostare il numero 4 della Roma Calcio 8 che in questo inizio prova a spingere soprattutto per via centrale. Fallo commesso in ottima posizione, può approfittarne la NES Calcio 8. Mentre si sistema la sfera San Marco, andrà lui a cercare la battuta a rete con il mancino, anzi no, parte con il destro il compagno, subito pericolosa la NES Calcio 8. Spinge ancora la NES sulla sinistra, ma il pallone è uscito dal campo, se l'è trascinato fuori ancora San Marco che regala la rimessa laterale agli avversari. Ciccolini sul pallone, scambia ancora a destra, si rimane lì, però questa volta la rimessa in favore della squadra ospite che in questo momento ha 9 lunghezze da recuperare per non giocare i play-out. Spazio sulla destra, Cosimi può provare il destro, non pericoloso, rimane lì la sfera, poi Ciccolini la fa sua. Ripartenza della Roma Calcio 8 con Ciccolini che però chiuso deve andare vicino dal compagno che arriva in supporto. Poi prova il numero 6 a scaricare sull'out di sinistra, ottima percussione centrale e ottima risposta dell'estremo difensore. Ritmi molto alti in questo avvio, prova la conclusione adesso Fiammelli che però viene murato, siamo già di là con il numero 7 che viene toccato duro, Seferi.
provare la Roma Calcio 8 a creare qualcosa da calcio piazzato. Parte la conclusione con il destro Murata e poi ancora la Roma Calcio 8 con Ugolini. Si è resa pericolosa, ma ancora non è stato chiamato in causa l'estremo difensore Pacioni, che adesso preferisce andare vicino dal compagno che allarga sulla destra. Lancio lungo sempre a cercare Ugolini, questa volta fanno buona retroguardia i ragazzi in maglia rossa che ricominciano il giro palla dall'ultimo uomo. Viene incontro Ciccolini a prendere la sfera, si va invece a destra. Direttamente dal numero 1 Goletti, adesso Ciccolini. Aumenta il pressing la Nes, esce bene però la Roma che spinge sull'out di sinistra. Adesso per vie centrali prova a allargare Marzella, viene anticipato, si può ripartire. Ancora con il numero 5 toccato, sarà calcio di punizione, sempre il solito San Marco. Trevisani sul pallone, battuto corto, prova a mettere il pallone al centro, in qualche modo Goletti la fa sua. Seferi viene incontro al pallone, adesso Ciccolini sbaglia l'appoggio al compagno, regalando la sfera alla Nes che spinge sempre e solo sull'out di sinistra, prova la girata con il destro che però termina alta sul fondo. Goletti, lancio lungo, siamo di qua, la può prendere Pacioni con facilità. Trevisani. Sempre San Marco, gira bene sulla corsia di sinistra, dove mette giù il pallone il numero 15. Ancora in possesso della sfera, cerca di cambiare gioco, lo fa bene ma il passaggio è un pizzico lungo, non può arrivarci Cosimi. Rimessa laterale per i ragazzi in maglia rossa, punteggia ancora fermo sullo 0-0 qui al circolo Stella Azzurra. Ugolini. Seferi con il mancino alza una bella palla per il compagno, rimane lì la sfera, spara alto però il numero 8, si trattava di Cichella. Ancora Cichella, prova la conclusione con il destro, ottima respinta dell'estremo difensore. Spinge ancora la Roma, prova a subire il fallo, non ci riesce, tutto regolare per il direttore di gara. Si può ripartire sull'out di destra con il solito San Marco che pare sia in serata. Eccolo San Marco, serve il compagno che è venuto incontro, poi Seferi all'altezza del centrocampo, si gira a spazio il numero 7, prova la percussione centrale, fa tutto da solo, ottimo raddoppio della retroguardia del Nes Calcio 8. San Marco, pallone centrale che passa e poi c'è la chiusura del numero 6. Si trattava di Lorusso. Cichella allarga sulla destra. Servito dietro l'ultimo difensore che va da Cichella ancora in mezzo al campo. Gira su se stesso Cichella e allarga a sinistra. Poi viene in supporto il numero 10, prova la conclusione da distanza notevole. Conclusione però murata, sarà rimessa laterale, battuta in fretta e indietro. Ciccolini tra le linee, commette il fallo. Fase confusa del match, si deve ripetere il calcio di punizione da posizione più arretrata secondo il direttore di gara che adesso fa riprendere il gioco.
Trevisani, centrale, ancora Trevisani, prova con il sinistro che si perde alto alla destra di Goletti. Siamo lì, bravo, presa, siamo lì. Presa, uomo. Vieni lì. Solo solo. Ancora Nes in possesso del pallone sulla mediana, lo strappa via Ciccolini dai piedi dell'avversario. Adesso Cichella, premiato il compagno sulla corsia di sinistra, dopo un rimpallo perde la sfera. Poi messo giù il terzino destro in maglia rossa per il direttore di gara. Non c'è alcun fallo, si può proseguire con San Marco che viene incontro a prendere la sfera. Seferi capisce tutto. Ancora Seferi, se ne va sull'out di destra, bene, mette il traversone al centro. Deve allontanare in qualche modo il Nes, spinge però ancora la Roma. Due volte con Cichella, prova a alzare ancora il pallone con il collo destro. Non passa questa volta. Prova il tiro dalla lontanissima, ottima respinta dell'estremo difensore, ancora una volta si è resa pericolosa la Roma calcio 8, sarà corner il primo dell'incontro. Battuto sul secondo palo, arriva con il destro, conclusione troppo debole e facile però per Pacioni. Si gira il numero 9 pressato, si trascina il pallone in rimessa laterale. Ancora ci ha provato ancora Fiammelli. Adesso Seferi viene incontro e Trevisani può raccogliere la sfera. Dietro da Pacioni che serve ancora Trevisani. Ha spazio per portare sulla palla, preferisce andare al passaggio in verticale, capisce tutto Seferi che si agguanta sul pallone, mette la sfera al centro. Ma secondo il direttore di gara il pallone ha superato interamente il fondo. Rimessa quindi per Pacioni. Lancio lungo per Pacioni nella zona di San Marco che fa sportellate. Alla meglio il ragazzo con la maglia bianca, Trevisani. Sulla destra Cosimi. Allarga per il numero 9, prova ancora la conclusione, forse il più propositivo dei suoi, Fiammelli. Attacca la Nes con Trevisani. Deve liberarsi della sfera, la conclusione dalla lontanissima distanza di Trevisani. Mentre siamo giunti al 15° minuto del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0, ha avuto due buone occasioni la Roma calcio 8. Adesso prova sulla destra Cosimi a mettere il pallone al centro, nessun pericolo per Goletti che va con le mani dal compagno vicino. Viene a prendersi il pallone il capitano all'altezza del centrocampo che serve Cichella, poi la Russo. Pallone deviato, rimessa laterale. Affidata ancora al numero 8. Cichella allarga sulla sinistra per Ugolini, ha spazio, sbaglia il passaggio Ugolini, può ripartire la Nes sulla destra, pallone al centro, ottimo anticipo del giocatore con la maglia numero 6. Si può proseguire, secondo il direttore di gara, Seferi prova la conclusione da lontanissimo. Ottimo Mancino il suo, ancora non ha inquadrato la porta il numero 7. Che fino a questo momento della stagione ha siglato 9 reti con la maglia della Roma Calcio 8. San Marco
aspetta il movimento dei compagni, c'è ancora l'ottimo anticipo di Ugolini, ripartenza Roma Calcio 8 sulla destra con il solito Cichella che adesso esagera, vuole fare un po' troppo da solo, può ripartire il Ness, deve distendersi e mettere in calcio d'angolo Goletti. Si incarica ancora San Marco della battuta del calcio d'angolo sul secondo palo, arriva, mette giù di petto, ottima occasione ancora per Trevisani. Pacioni con le mani per Trevisani. Ancora Trevisani. Dietro. Per il numero 4 aumenta il pressing della Roma Calcio 8. Allora i ragazzi con la maglia bianca preferiscono andare direttamente dal proprio estremo difensore che va a lancio lungo. Cichella allarga bene, Seferi mette giù la sfera, si gira ancora con il mancino, alza la testa, servito il compagno dietro e prova a servire sulla sinistra il numero 5, il pallone non passa, può ripartire Trevisani, toccato duro, non c'è nulla per il direttore di gara, rimane a terra Trevisani e sportivamente Ugolini mette il pallone in rimessa laterale. Non c'è di che fanno il mercato. No, allora non ho capito che vuole lui. Chi è che sta a fare il mercato? Non sta a nessuno. Si rialza in questo momento Stefano Trevisani che restituisce sportivamente il pallone a Goletti che lo raccoglie con le mani e va vicino dal compagno che ha invocato il pallone. Adesso Ugolini, sempre l'ultimo uomo in cabina di regia in difesa. Adesso se ne va il numero 5 centrale per il 4 che prova la conclusione. In qualche modo ancora Pacioni, sarà calcio d'angolo. Conclusione rasoterra di Ciccolini che poteva creare qualche difficoltà alla Ness. Risultato ancora fermo sullo 0-0 quando siamo giunti al 20° del primo tempo. Adesso Cichella mette un buon pallone tagliato al centro, c'è stata una deviazione, rimane in zona di attacco la Roma Calcio 8. Rimessa laterale battuta per Ugolini che mette giù il pallone. Ugolini prova la conclusione, ha dato soltanto l'effetto del gol, ma è andata molto vicino al vantaggio la Roma. Cosimi mette il pallone a terra e poi cambia gioco sulla sinistra, sponda, può arrivare Fiammelli, resta lì la sfera per San Marco che col mancino fa il gol del vantaggio. Ness Calcio a 8-1, Roma Calcio a 8 GSA 0. Vantaggio della Ness Calcio 8 contro tutti i pronostici qui allo Stella Azzurra, quindi il risultato è cambiato 1-0, che se dovesse finire così sarebbe molto scomodo per la Roma Calcio 8 che si troverebbe solo a 2 distanze la Pisana e la Bacci Immobiliare, quindi 3 squadre che lottano quindi per il sesto e ultimo posto disponibile per andare a giocare i playoff. Ugolini allarga sulla destra, viene incontro il solito Ciccolini, prova la conclusione con il destro, ancora
non riesce a centrare lo specchio della porta. Nessun problema reale fino a questo momento per Edoardo Pacioni. Ciccolini si gira in mezzo a due, pressato, perde la sfera, ancora tra i piedi di San Marco che salta un avversario, viene toccato secondo il direttore di gara dall'intervento di Ciccolini, sarà calcio di punizione. Tre uomini in barriera per Goletti, parte con il destro, violentissimo il numero 4 Manuel Cosimi che non c'entra però lo specchio. Esce bene dal pressing la Roma calcia 8, poi c'è un'entrata da dietro, passaggio in verticale, Pacioni battuto, non riesce a spingere il pallone in rete la Roma calcio 8 che sicuramente per le occasioni non si merita di stare in svantaggio. Ancora Pacioni, pallone passa, la fa sua Ugolini, se ne va sull'out di destra Chianese, conquista il fallo nei pressi della linea laterale. Si prepara la battuta del calcio di punizione Cichella, è lui che parte con il destro, pallone si spegne sul fondo. Pacioni largo a sinistra per Trevisani, centro del campo il fratello, ancora Trevisani in possesso del pallone. Ancora Trevisani allarga sull'out di sinistra, prova il numero che non gli riesce regalando la sfera alla Roma calcio 8 San Marco che poi la riconquista in un secondo momento. Ancora San Marco prova a fare tutto da solo, calcio di punizione, l'ennesimo subito da San Marco, forse il migliore nei primi 20 minuti di gara. Stavolta si stacca Cosimi, sempre tre uomini in barriera, calcio di punizione da dimenticare però. Seferi ancora servito, punta l'avversario Seferi, vuole guadagnare la linea di fondo, il passaggio non passa. Può ripartire velocemente la Nes con il numero 10, appena entrato in campo. Si tratta di Alcini. Il direttore di gara dice che sarà rimessa in favore della Roma. Cichella premia la sovrapposizione del compagno, pallone in mezzo forte e teso, non riesce a farsi trovare pronto, indelicato. Il pallone scorre e termina oltre l'out laterale. Con le mani Cosimi, lancio lungo di Cosimi che passa, può arrivare Trevisani sulla sfera. Cichella
larga per il numero 23 che serve ancora Cichella tra le linee. Il numero 5 prova a girarsi, viene pressato, ricomincia ancora da dietro con il mancino, converge verso il centro, la conclusione resta lì, il pallone per Trevisani che serve il suo numero 10, da solo prova la conclusione, non poteva fare diversamente Daniele Alcini. Pallone tra le linee per Indelicato, chiude bene però il numero 15 spedendo il pallone più lontano possibile, rimessa laterale battuta proprio per Cichella, ancora dentro Indelicato, spalla alla porta, si deve girare, premia il compagno, la sfera passa e poi Trevisani la fa sua lanciando ancora il numero 9 Fiammelli. Si chiude in questo momento il primo tempo sul risultato che vede condurre la NES Calcio 8 per 1-0. Si può riprendere, sempre il risultato è di 1-0 in favore della NES Calcio 8, ha sbloccato l'incontro San Marco. Sul punto di battuta c'è Seferi, scambia adesso con Oliva, Cichella, pallone centrale, provano a scambiare nei pressi dell'area di rigore avversaria i compagni, però c'è il fallo commesso da Indelicato. Mentre rimane a terra l'autore del gol, forse il migliore dei suoi, San Marco. Ha subito un duro colpo alla caviglia destra, viene portato adesso a bordo campo. Partita d'andata, ricordiamo, finì 2-2. Le reti di Cichella e guadagno per la Roma Calcio 8, mentre per il NES doppietta di Celiani che oggi è assente. De Paulis dietro per Trevisani. Ancora Trevisani. Palla al piede, esce dalla pressione della Roma. Centrale Trevisani invoca il pallone, preferiscono andare al lancio lungo verso Fiammelli. I ragazzi della NES che conquistano la rimessa laterale. Cosimi lascia il pallone dietro per De Paulis, battuto per via centrale. Trevisani se ne va in mezzo a due, vince un rimpallo ma ha commesso fallo secondo il direttore di gara e va a chiedere subito scusa al compagno. Mentre è stato ammonito con il numero 5 Oliva. Toccato il pallone da Goletti che vuole affrettare i tempi del rinvio.
indelicato, dietro per Oliva, appena stato ammonito, brava la conclusione Oliva, si distende Pacioni ma non c'è nessuna deviazione. Lancio lungo a cercare ancora Fiammelli, forse un po' troppo isolato in quel punto del campo. Cichella, possesso del pallone. Adesso Seferi, sulla destra, ancora il numero 7. Addirittura triplicato, riesce a cavarsela bene, scaricando per Oliva, prova la conclusione Oliva! Ottima risposta di Pacioni che risponde presente e manda il pallone in corner. Corner battuto corto con Cichella, pallone centrale, esce palla al piede Trevisani che allarga sulla destra, c'era la possibilità di un 2 contro 1, chiude molto bene Ugolini, Trevisani, servito proprio da Ugolini, va sul fondo Trevisani, in mezzo tra un tiro e un cross, non crea pericolo. Mentre la NES Calcio 8 portando a casa questi 3 punti agguanterebbe la Football 8 Roma Nord a quota 20, a 6 soli punti dall'ultimo posto disponibile per salvarsi direttamente senza andare a giocare i play-out. Oliva sulla sinistra, Seferi, scambiano molto bene i ragazzi con la maglia rossa, vanno sul fondo, la conclusione, il palo colpito, sfortunata anche la Roma Calcio 8 in questa occasione. Oliva nei pressi del corner al centro, Cichella prova a girarsi con il mancino, scarica ancora per Alcini che prova la conclusione con il sinistro, termina al lato della porta difesa da Pacioni, mentre c'è il time out chiamato dalla NES Calcio 8 che giunta al 32esimo minuto conduce ancora per una rete a 0, decide il gol di San Marco. Ottavo minuto della ripresa, rientrano le squadre sul terreno di gioco dopo il time out. Il pallone è in possesso di Pacioni che può andare al rinvio con le mani. Ottima prestazione anche dell'estremo difensore che ha salvato i suoi in un paio di occasioni, anche fortunato, dopo che Alcini ha colpito il palo. Cichella premia la sovrapposizione del numero 20 che entra in area di rigore. E c'è il secondo palo colpito dalla Roma Calcio 8. Pacioni chiama Fiammelli, gli viene incontro proprio il numero 9, salta più in alto di lui Oliva, poi Trevisani, fallo fischiato dal direttore di gara, gamba tesa ai danni di Trevisani. Scusate, ai danni del numero 7 Seferi, il fallo sì è di Trevisani. Cichella sul pallone, parte col destro! Luca Cichella, 16° gol stagionale il suo, il miglior marcatore della Roma Calcio 8, riporta i suoi in carreggiata al 35° minuto. 1-1 ha trovato il gol del pari la Roma Calcio 8 con il suo miglior realizzatore Cichella, che aveva segnato anche nella partita di andata.
Trevisani, questa volta direttamente da calcio di punizione, il numero 8 e anche capitano della Roma Calcio 8 ha stabilito il pareggio, prova subito a scuotersi il Nes con De Paulis al centro per Cosimi, prova la conclusione, Oliva la mura e poi lascia scorrere Alcini. Ancora Cosimi in possesso della sfera, allarga sulla sinistra, prova a fare tutto da solo, ci mette il piede Ugolini e manda la sfera avanti, Trevisani stacca di testa, poi prova ad andarsene Seferi, secondo l'arbitro non c'è nessun fallo, eccolo proprio Cichella, chiama il movimento di Seferi, prova a far filtrare il pallone in mezzo a due, la sfera però non passa. Calcio di punizione commesso da Cichella. Ha ripreso subito a giocare la Nes Calcio 8 con Trevisani, toccato duro, ha commesso fallo in attacco il numero 11. Ugolini sulla sinistra per Pettinari, viene incontro Seferi, il pallone arriva direttamente tra gli scarpini di Coletti che allarga sulla destra per Chianese, ancora Chianese contro San Marco, deve liberarsi del pallone, va dietro, tocco sotto Oliva, deve allontanare la sfera una volta per tutte e lo fa bene conquistando la rimessa dal fondo. Quando siamo giunti qui al 36esimo minuto di gioco, allo Stella Azzurra è 1-1 tra Roma Calcio 8 e Nes. Trevisani con la testa dalle parti di San Marco, Oliva stacca di testa, Cichella prova il colpo di tacco, capisce tutto De Paulis, poi Trevisani allarga sulla sinistra per il numero 6 Marcella che va ancora dietro da Cosimi. Marcella, toccato duro, fallo subito ancora dal numero 6. Lancio lungo, mette giù la sfera bene De Paulis e prova a servire il compagno al centro, poi il numero 6 San Marco dietro per Cosimi, prova a calciare con il destro, non è molto reattivo Fiammelli, allontana la Roma, forse c'è stato un fallo, sì è così per il direttore di gara, è gamba tesa commessa dal numero 4 Cosimi. Partita che sta diventando sotto un punto di vista di ritmo più basso rispetto ai primi 10 minuti della gara. C'è molto agonismo in campo, sono molti i falli fischiati dal direttore di gara. Si gira Oliva, allarga sulla sinistra, prova Alcini, adesso a destra, a spazio Oliva, ancora Oliva, prova la conclusione, si deve immolare Trevisani, rimessa laterale, si rimane negli ultimi 10 metri in fase offensiva, quindi la rimessa fuori battuta per Oliva che va a cercare al centro il suo compagno con il numero 11 Pettinari che non controlla la sfera, poi Cosimi sulla sinistra, De Paulis a spazio centrale, viene attaccato San Marco, scarica bene per Trevisani, adesso Cosimi con il destro trova soltanto il corpo di Ugolini, onnipresente il numero 10 in fase difensiva. Si incarica San Marco della battuta, fuori! Rimane la sfera ma il direttore ha fischiato il calcio di punizione, non valeva quindi il gol di Marcella che comunque non aveva centrato lo specchio. Pettinari, battuto in fretta, la rimessa laterale, Pettinari cerca il compagno che non c'è al limite dell'area, poi siamo a destra, traversone, ancora sfila per tutta l'area di rigore, Trevisani non può arrivare sul pallone. Rimessa laterale quindi affidata a Pacioni che va con le mani da Trevisani. Capitano, lancio lungo a cercare ancora Marcella, la fa sua Coletti senza problemi. Oliva, molto bene il numero 5 in mezzo al campo,
sta aprendo molte possibilità in fase offensiva ai ragazzi della Roma Calcio 8, mentre San Marco fa tutto da solo. Ancora lui prova la conclusione, un rimpallo, rinvia molto bene la retroguardia, il pallone arriva a Seferi, ancora raddoppiato subito il numero 7 che se ne va con il mancino, il pallone passa, gol del 2-1, questa volta l'ha siglato Seferi, quindi Roma Calcio 8-2, Nes 1 al 40esimo. Decimo gol stagionale quello di Seferi. Contraccolpo forse psicologico per i ragazzi della Nes Calcio 8 che adesso stanno perdendo un po' troppi palloni in fase d'uscita. Adesso Ugolini, salta Marcella, ancora Ugolini, passaggio filtrante che però viene regalato a Cosimi. Trevisani, serve ancora Trevisani, sulla sinistra De Paulis a spazio, pallone al centro, batti e ribatti, resta lì la sfera per De Paulis. Con i pugni Goletti, ancora Goletti in corner, due ottime parate dell'estremo difensore. San Marco, Trevisani invoca il pallone, eccolo che arriva puntuale, ancora Trevisani fa sportellate, resta lì la sfera per Marcella, ma Trevisani ha commesso fallo sul numero 5 Oliva. Mentre c'è il time out chiamato dalla panchina della Roma Calcio 8, risultato ancora di 2-1, prima Cichella e adesso Seferi. Mentre mancano 10 minuti più recupero al termine dell'incontro, Roma Calcio 8 che ha ribaltato il risultato, era sotto di una rete a 0. Grazie al mancino di San Marco e poi Cichella e Seferi, 1-2 nell'arco di 5 minuti che hanno regalato il vantaggio alla Roma, che vincendo staccherebbe di 5 lunghezze sia la Bacci Immobiliare che la Pisana Calcio 8. Si riprende dopo il time out, 10 minuti al termine della sfida qui al Circolo Stella Azzurra. Roma Calcio 8 che nella ripresa ha dimostrato sicuramente più qualità rispetto agli avversari, anche se sono numerose le assenze tra le fila degli ospiti. Ugolini cerca Oliva tra le linee che si gira bene del pallone, prova a fare tutto Oliva. Pacioni fa scorrere la sfera intelligentemente, fa riprendere il gioco con Cosimi. De Paulis invoca il pallone sulla sinistra. Cosimi preferisce andare dal compagno vicino, adesso San Marco, centrale Marcella, prova a far filtrare il pallone, aveva tagliato bene De Paulis. Se ne va sulla corsia di sinistra. Contropiede per la Roma, il pallone non filtra. Era un'ottima occasione per la squadra che è già in vantaggio. Adesso Trevisani. Ugolini svirgola, la sfera resta là e c'è il fallo in attacco. L'arbitro assegna quindi la punizione alla Nes Calcio 8 per il ponte commesso da Oliva.
San Marco sistema la sfera, ha trovato il gol che ha aperto le danze nel primo tempo, ma c'è anche Cosimi sul pallone, entrambi possono cercare direttamente la battuta a rete. 4 uomini in barriera per Stefano Goletti. Parte proprio San Marco, questa volta il pallone sbatte sul corpo di Seferi. Cosimi, serve ancora Trevisani, se ne va Trevisani, non c'è fallo per il direttore di gara, finisce giù Trevisani. Ugolini chiede sportivamente scusa e Goletti raccoglie il pallone e serve proprio quest'ultimo che dà a sinistra dal numero 23 Alcini. Ancora Ugolini, Oliva in mezzo al campo, deve allargare per la pressione degli avversari, salta di testa Trevisani. Ancora Trevisani, serve il fratello all'indietro che va al lancio lungo, mette giù De Paulis molto bene, pressato e adesso raddoppiato anche da Oliva, finisce giù. Il direttore di gara fa proseguire. C'è il cartellino giallo per il numero 15 della NES Calcio 8, Angelo De Paulis. Con le mani Goletti, centrale per Oliva, si gira con il mancino. Ha provato a impensierire Pacioni con un tiro di sinistro debole ma improvviso, non si è fatto sorprendere il portiere, anche perché il tiro è terminato all'incirca vicino alla bandierina del corner, mentre aumentano le proteste della panchina della NES Calcio 8 con il direttore di gara che sospende per 10 secondi l'incontro. Pacioni, Cosimi, lancio lungo a cercare Marcella, stacca Alcini di testa. Ancora in mezzo al campo, si libera bene dell'avversario Oliva, scarica sulla destra per il numero 20, pressato, c'è Cichella lì vicino a lui, toccato, calcio di punizione, fallo commesso da Marcella. Un uomo in barriera, parte Cichella con il destro, il pallone passa lateralmente alla barriera, deve distendersi Pacioni. Deve uscire in qualche modo, capisce tutto Trevisani che arriva sul pallone, lo spara al lato. Occasione ottima per Trevisani che poi rimane anche colpito a terra, ha subito un colpo mentre ha provato con il sinistro a indirizzare il pallone verso lo specchio della porta. Scaldano gli animi, mancano 5 minuti al termine dell'incontro, c'è San Marco che porta sulla sfera, allarga a sinistra, esce tutto però Alcini e poi prova a servire Seferi, ottima retroguardia, ancora il lancio lungo, può arrivarci Seferi, esce Pacioni in qualche modo, Seferi non riesce con il pallonetto a scavalcare il portiere, ancora vicino alla rete il numero 7 che sta provando in tutti dopo aver fatto il gol del vantaggio, la rete del 2-1 per la Roma Calcio 8. De Paulis, attaccato da Cichella, dietro da Trevisani. Pacioni, tentenna col pallone, poi allarga per Cosimi. Ottima pressione ancora della Roma Calcio 8 in area di rigore, pallone al centro di Ciccolini che non filtra.
balla un po' la difesa della NES in questi ultimi 5 minuti, forse troppa sufficienza in fase difensiva. Pallone fuori per Cichella, il pallone accarezza il palo alla destra di Pacioni. San Marco gioca corto con Cosimi. Trevisani. Servito, ancora Trevisani. Prova il numero De Paulis, regala soltanto la sfera a Chianese che allarga sulla destra per Cichella. Aspetta Oliva che arriva da dietro. Ancora Oliva, prova la conclusione con il sinistro. Sempre raso terra, la conclusione del numero 5 poteva essere pericolosa. Siamo già di qua con l'altro numero 5. Nessun problema per Goletti. Esce bene la Roma Calciotto. Adesso Cichella pressato con la suola da indietro da Chianese che serve. Ancora Cichella, deviazione, rimessa laterale mentre siamo sulla mediana del centrocampo e mancano soltanto 2 minuti alla chiusura dei 50 minuti regolamentari di gioco, con la Roma Calciotto che conduce per 2-1. Trevisani sulla destra, passaggio in verticale, non si intendono i compagni con Fiammelli che era andato a aspettare il pallone esternamente. Ciccolini provato a servire, recupera la sfera Trevisani che va da Cosimi. Cosimi sulla sinistra, De Paulis mette giù il pallone, vuole cambiare ancora gioco, lo fa molto bene, però riesce Alcini ad allontanare la sfera. Poi Oliva scaraventa il pallone in avanti, non può arrivarci Ciccolini, mentre ha abbandonato il campo Seferi, lasciando il posto proprio al numero 4 Ciccolini che è andato a coprire il ruolo di prima punta. Trevisani sulla sinistra, anticipo di Chianese. Oliva fuori. Ancora Oliva, prova la conclusione con il sinistro, Pacioni si distende, salva ancora il risultato Pacioni. Doppio rimpallo. Oliva ne esce vincitore, allarga sulla sinistra, il pallone al centro colpisce Cichella. Aveva provato a suggerire il compagno, poi Oliva vince l'ennesimo rimpallo. Ancora Oliva. Ciccolini servito, pallone al centro, non passa, ancora Cosimi, buona l'occasione, lascia sfilare la sfera San Marco. C'era un'azione di superiorità numerica sfruttata male questa volta dalla NES Calciotto, mentre il direttore di gara ha chiamato adesso il recupero. Saranno 120 secondi al termine dell'incontro. Batta 8. Cicco! Stacca Ugo, stacca Ugo. Ugolini dietro da Goletti, lancio lungo a cercare Ciccolini, mette giù la sfera con il petto Trevisani, serve il numero 4 Cosimi che finisce a terra, calcio di punizione. Ci prova adesso la NES. Battuto il calcio di punizione. Trevisani perde il pallone, ci può arrivare sulla sinistra ancora l'altro Trevisani che va con le mani a cercare Fiammelli. Ottima la sponda a servire De Paulis. Pallone al centro, San Marco, ancora San Marco non riesce a liberarsi dell'avversario. Pallone è uscito, rimessa laterale, battuta ancora per San Marco che perde la sfera, contropiede della Roma Calciotto, può attaccare Ciccolini, il pallone non passa, non riesce Fiammelli a salvarlo, sarà rimessa laterale, mancano circa 30 secondi al termine dell'incontro. Il direttore di gara invita ad affrettare i tempi di gioco. Pallone al centro, Ciccolini per Capitan Cichella, ancora Cichella, se ne va in mezzo a due, viene atterrato, non è così per il direttore di gara, riparte San Marco, allarga sulla sinistra, Trevisani
servito ancora centralmente San Marco, allarga sulla destra per Cosimi, per provare la conclusione. Cosimi, ribattuta. Siamo già di qua con Ciccolini che mette la sfera a terra, ancora Ciccolini, se la porta sul destro, poi sul sinistro, al limite dell'area di rigore. Troppi giochetti del numero 4, gli viene sottratta la sfera. Lanessa calcio 8 forse all'ultima opportunità, non è così per il direttore di gara. Triplice fischio, l'incontro termina 2-1 per la Roma Calcio 8 che in rimonta porta a casa 3 punti importanti, decidono le reti di Cichella e Seferi.